punto più debole di questa nostra provincia sotto il profilo della sicurezza e soprattutto dell'intervento dei vigili del fuoco? Ma guardi, questa domanda non mi riservo di risponderla fin là perché non ho ancora avuto modo di approfondire la faccenda, però sto soltanto una cosa, che i miei vigili hanno un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze molto elevato. Ho avuto modo di apprezzarle in diverse riunioni che ho fatto col personale e tutte le specialità tipiche dei vigili del fuoco sono a un livello molto elevato, e quindi sono fiducioso sui tempi di intervento e sulle modalità di intervento, soprattutto sull'efficacia dell'intervento dei miei vigili in ogni aspetto di nostra competenza. Poi c'è, il comparto dedicato alla polizia giudiziaria. Lei viene da una provincia dove ci sono degli interventi per incendi non accidentali molte volte. Sì. Qui siamo organizzati bene e secondo lei ci deve essere un'attenzione particolare per questo territorio, visto che ci sono anche molte aziende? Sì, allora distinguiamo i due aspetti. L'indagine sulle cause di incendi è da sempre la nostra fiore all'occhiello. Poi ci sono alcuni comandi, alcune realtà dove sono più specializzati. Ho visto che qui a Treviso c'è un nucleo di polizia giudiziaria molto performante, come dico io, nel senso che abbiamo la fortuna di avere delle persone, dei colleghi che vengono dall'ex carriera del Corpo Forestale dello Stato, che quindi hanno portato anche le loro esperienze che hanno maturato in quel corpo e insieme ai nostri, quindi abbiamo avuto un mix perfetto. Siamo riusciti a creare una sezione di polizia giudiziaria veramente all'avanguardia. L'Italia è di per sé a rischio idrogeologico, qui più idrico che geologico, però voglio dire anche su quell'aspetto conto sull'esperienza dei miei vigili, che da quello che mi raccontano sono abbastanza forti. Proprio ieri sono andato a fare gli esami su delle patenti speciali su guida sul terreno non preparato, dove hanno anche si sono cimentati in ambienti veramente ostili, sia sul Piave sia invece su montagne, quindi ho visto che sono veramente bravi. Una giornata sicuramente emozionante, perché è una nuova formula di giuramento per i vigili del fuoco, che da sempre svolgono un servizio straordinario per le nostre comunità, per la sicurezza dei nostri cittadini, quindi vedere appunto collegati via streaming dalle varie città tutti questi nuovi allievi dei vigili del fuoco è qualcosa di particolare, con la speranza però di tornare ai giuramenti classici, quelli tutti insieme, dove anche i familiari possono stringersi attorno ai nuovi vigili del fuoco che insomma giurano un impegno molto importante verso la nazione. Sì, è stata una cerimonia di necessità, ma molto toccante e che direi molto sentita, anche se i ragazzi ovviamente non avevano l'affetto dei familiari come sarebbe stato se avessero giurato a Roma. Certo, un corpo importantissimo, insostituibile, ce ne accorgiamo nella quotidianità, delle cose più semplici, ma anche nella vita, non solo nei momenti di soccorso, di difficoltà, ma anche nella vita quotidiana, perché quella del vigile del fuoco è una professione che ha molteplici sfaccettature e quindi anche con settori di intervento assolutamente diversificati tra di loro. Però qui abbiamo notato che non ci sono donne qui in questo corso da questa nostra parte, bisognerebbe fare uno stimolo al mondo femminile. Devo dire che anch'io, quando hanno parlato appunto allievi ho buttato l'occhio, non c'è nessuno, mi dispiace, sarà un caso evidentemente, però il fatto che ci sia una professione che ovviamente così nell'immaginario è prettamente maschile per gli sforzi, per la prestanza fisica, ma anche per la forza che ci vuole, ma invece appunto ci sono anche le vigilesse o come si chiama, donne, e questo probabilmente, come dire, sarà un destino ormai segnato. Anche qui ce ne saranno sempre di più, come è avvenuto in altre professioni.